quando si va a creare scuole nuove diamo segnali positivi al futuro e gratifica un po' il ruolo che abbiamo deciso di intraprendere. Quando si riesce ad essere concreti passiamo dalle chiacchiere alle cose reali. Ed è con queste parole che il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, chiude e apre un nuovo capitolo per il complesso scolastico di Vittorio Veneto. Da una parte l'abbattimento nei prossimi mesi dell'attuale plesso della città della Vittoria per la costruzione della nuova struttura, dall'altra per celebrare il nuovo anno scolastico dei tanti studenti e professori in attesa dei lavori. E per tutti loro sarà qui al seminario vescovile di Vittorio Veneto che suonerà la campanella nei prossimi 2 anni. Ringrazio il vescovo e il rettore del seminario per aver messo in disponibilità della provincia i loro immobili che ospiteranno i ragazzi del Città della Vittoria per i prossimi 2 anni. 2 anni che serviranno alla costruzione del nuovo complesso scolastico della Città della Vittoria con un investimento complessivo pari a 11 milioni di euro, 17 classi, nuovi laboratori, ma soprattutto una scuola completamente ecosostenibile. In attesa di una scuola che guarda al futuro, gli studenti e professori della Città della Vittoria saranno ospitati da un edificio che invece affonda le sue radici in un lontano passato, oggi storia della città. Per tanti anni, secoli, è stata l'unica scuola superiore della città di Vittorio Veneto. Il seminario vescovile è nato su un impulso del Concilio di Trento che è finito nel 1563, poco più di 20 anni dopo, nel 1587, è stato iniziato proprio qui, non è più cambiato di luogo. Quindi nel 1587 qui si è cominciato a far scuola per preparare i nuovi sacerdoti. Ed è con questa lezione di storia che il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo augura a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico. L'augurio mi pare sia legato anche alla tradizione di questo luogo, un luogo di apprendimento da 435 anni, siano degni di questa lunga tradizione e continuino a onorarla con il loro impegno.